Il Miguello! Mamma mia, che risveglio! Oggi Miguello fa il driver. Let's go! Ed eccoci arrivati! Passo Giau, ci risiamo come una settimana fa. Spettacolo, giornata bellissima anche oggi, un po' più fredda di una settimana fa. Questi sono i lastoni di Formin dove in teoria passiamo la notte. Passo Serra davanti a noi, Marmolada e il Miguel. E ora siamo partiti per il sentierone. Faremo un gran bel giro dal Lago delle Baste sull'altopiano del Mondeval. Arriveremo fino al Lago Federa girando attorno alle montagne che sono lì nei pressi. Si vedono due delle tre cime. Spettacolo, lastone di Formin davanti a noi. Adesso scendiamo e risaliamo sulla Forcella Giau. Vista anche sulle Tofane, stupenda. Siamo in cima alla Forcella Giau. Questo è ciò che si vede. Il Miguello abbastanza faticato. Qua dietro abbiamo l'altopiano del Mondeval. Adesso qui giù c'è il laghetto, se andiamo a vedere, col Pelmo. Eccoci arrivati al laghetto delle Baste, col Pelmo davanti, laghetto ghiacciato. Andiamo via dal lago ghiacciato per dirigerci là in vetta. Però passeremo da là in fondo, quindi ancora lunga. Davanti a noi il becco di Mezzodì che si specchiava settimana scorsa nel lago Federa. Carichi duri. No, mica tanto. Lo vediamo dall'alto, l'altopiano del Mondeval col Monte Civetta. Ed ecco qua in fondo il lago Federa. Ora lo raggiungiamo. Qua davanti abbiamo anche le tre cime. Due cime, una non si vede. Ed eccoci al lago Federa. Siamo arrivati, ora ci giriamo attorno. Siamo ritornati nel punto panoramico della volta scorsa, su vista 5 Torri. A mangiarci un bel panino. Al salame o ai ciccioli, dipende un po'. Siamo carichi, pronti per partire e raggiungere queste vette qua sopra in teoria. Ed eccoci che intraprendiamo la Val Formin. Lasciamo il sentiero del lago Federa per dirigerci verso i lastoni di Formin. Continua a salire, ormai siamo in fondo. Ora si aspetta un tratto un po' pendente, 30%, però alla vista che ci accompagna è veramente stupendo. Guarda che roba. Questo è l'ultimo tratto per superare questa valle, che fa più impegnativo, più ghiaioso, roccioso. Qua c'è il volto della fatica. Siamo alla Forcella, di cui non mi ricordo malamente il nome. Ora dobbiamo salire tutta questa salitona fino alla vetta. La nostra vetta, ora si vede bene, questa è la cima dei lastoi di Formin. Non c'è Io non vado là a caso, cioè se lo troviamo prima lì io mi fermerei prima. Qui sotto c'è il ghiaione appena risalito ed ora la salita tosta è finita. Eccoci arrivati alla Forcella di Formin. Salendo ai lastoni di Formin, alla cima là in cima, giustamente. Continuiamo a seguire gli ometti. Si prosegue. Tra poco ci si ferma, non vi preoccupate. Il Miguello molla. Probabilmente questo sarà il posto tenda, perché stiamo perdendo il nostro uomo, non ne ho più. Io adesso vado in cima ai lastoni di Formin a dare un'occhiata. Questo è ciò che abbiamo attorno, io non voglio dire, ma sto posto tenda è una figata. Guarda qua il Mondeval. Wow,
Qua abbiamo il lago delle Baste che lo vediamo dall'alto. Ciao bello! Bene, adesso raggiungo sta punta che è lì che mi aspetta. Questo è ufficialmente il posto tenda. Ho portato su anche il miguello. Grandissimo, grandissimo. Quei mattoni lì, quei massi sono la cima dei Lastoi di Formin, 2670. Sul cazzo di strapiombo non si scherza. No, non si scherza sul serio. Spettacolare la Marmolada. Abbiamo il mondo davanti a noi e se ci giriamo non manca proprio niente. Vediamo addirittura le tre cime, non ci avevo fatto caso. Il gruppo Croda da Lago che abbiamo circumnavigato con tanta fatica. Meritata questa. Poi c'è il Pelmo che ci guarda. Tenda montata. E bene, adesso tiriamo fuori un po' di equipaggiamento. Ci godiamo il tramonto che starà per arrivare. Tramonto incredibile. Cosa ne pensi di tutto questo, Miki? Ha già parlato un po' il sole tutta la giornata per noi. Giornata Ottimo. stupenda. Basta. Ora tagliamo un po' di formaggio qui sulla pentola. Niente, fuori ci sono intorno ai meno 3 gradi. Qui dentro devo dire che si sta anche bene. No? Sì, qui dentro si sta bene. I piedini un po' soffrono. Siamo qua che stiamo preparando la cena. Non è solo questo, chiaramente. No, questa è solo un'unione della cena. Sì. Risotto ai porcini con un po' di salsiccia. Ci sfreghiamo le mani. Teino e poi a nanna. Fuori ci sono meno 4 e noi ci andiamo a letto. Sono tipo le 9:30. Però è buio da tantissime ore. One nap later. Buongiorno dalla cima dei Lastoni di Formin. È un gran buongiorno. Cielo stupendo attorno a noi che si colora piano piano. Sono le 6:40. Ci sono meno 5 gradi. Che spettacolo, che colori! Tac, caffettino, moka con vista Pelmo e tutto il resto. E ora sì, è uscito il sole, si è alzata la temperatura, abbiamo anche 4-5 gradi sopra lo zero, finalmente si sta veramente da Dio. Tenda smontata e messa via, questo era lo spot. E niente, adesso ce la celliamo ancora un po' in questo spot. Lo faccio anch'io.
purtroppo è arrivato il momento dell'abbandono del campo base. Eh sì, Ma io lo vedere è vuoto. è vuoto, ci sono sopra ormai. Com'è stata questa nottata? Leggermente fresca a un certo punto della notte, ma siamo ora sceso, cioè è caldissimo qui. Ora si direzione Lago delle Baste. Per un bel pranzettino. Ed ecco che vediamo dal basso la punta dei lastoni di Formin dove abbiamo dormito. Qua possiamo vedere il Miguello scendere al Mondeval. Stupendo. Ed eccoci arrivato al Lago delle Baste. Noi abbiamo dormito qua in cima. Che ci facciamo da mangiare? Abbiamo un bel couscous valfrutta già cotto, ma noi gli aggiungiamo la mitica salsiccia che non sbaglia mai. Siamo ripartiti, ora ci ridirigiamo al Passo Jau ed eccoci alla Forcella Jau e ora scendiamo ed ecco i lastoni da un'altra prospettiva, sempre belli. Ed ecco il mezzo, proprio lui. Siamo ritornati al Passo Jau e magicamente da là in cima ci siamo teletrasportati qui e niente, basta, si torna a casina, giretto fatto. Qua c'è il Passo Jau sulla nostra destra che non si vedrà niente, ma bene, esperienza fatta. Miguello driver, riportaci a casa.